Allora, siamo con Monsignor Pizzol, Vescovo di Vicenza. L'evento e l'occasione sono i 70 anni della Voce dei Berici, il settimanale diocesano di Vicenza. Ecco, Vescovo, qual è il significato di un settimanale diocesano oggi nella stampa, nel panorama dell'informazione italiana? Ma ci vedo soprattutto 4 dimensioni, o se volete 4 finalità, un po' come tutti anche gli altri giornali. È uno strumento di informazione, anche se il settimanale rispetto ai quotidiani non può dare una informazione fresca sulla notizia del giorno, quello che capita nell'arco delle 24 ore, ma questo può essere anche un vantaggio perché ti permette di riflettere e che quindi cercare anche il significato dell'evento, perché questa è la cosa importante, cioè passare dalla cronaca a quella che è la riflessione profonda sul dato, sull'evento stesso, sulla notizia. Quindi prima di tutto strumento di informazione, ma ogni informazione quando uno la legge crea una mens, crea un modo di pensare, quindi anche un aspetto formativo, ed ecco la seconda finalità. Per quanto riguarda i settimanali cattolici, sono circa 180 su 200 diocesi, 220 diocesi italiane, hanno il compito di creare unità all'interno della diocesi, però una unità che deve essere multiforme, che deve essere plurale, non esiste un unanimismo oggi, c'è sempre, ci sono diverse appartenenze, diversi modi, però questo non vuol dire che non ci sia un nucleo comune che va cercato e sempre dentro un contesto sociale, civile, politico, perché la Chiesa è dentro come lievito, come sale della terra, non è al di fuori. E una quarta finalità è quella di far strada insieme, di camminare insieme, che in termini, diciamo così, ecclesiali si dice sinodalità, che vuol dire cammino insieme. Queste mi paiono le finalità principali di un settimanale diocesano cattolico. Ecco, nel dibattito pubblico, quindi anche nell'informazione, nel racconto della realtà, la voce della diocesi si è fatta sentire anche recentemente su temi scottanti, di importanza rilevante, come per esempio l'accoglienza dei profughi. Ecco, in questo senso la voce della diocesi, della Chiesa vicentina, ha dato un contributo e anche, come dire, un equilibrio al dibattito pubblico su alcuni temi. Ma noi partiamo da questa grande affermazione del Concilio Vaticano II che si trova nella Gaudium et Spes, che dice: le gioie e le speranze, le sofferenze e le tristezze del mondo sono le nostre, cioè della Chiesa, le nostre gioie e speranze, le nostre angosce e tristezze. E allora godiamo pienamente quando si riesce, quando viene magari annunciato che stiamo per superare la crisi, che c'è qualche aspetto positivo che si può anche documentare. Però due esperienze forti che stiamo vivendo, soprattutto quella della migrazione. Io dico che bisognerebbe riflettere molto di più sulle cause, perché noi stiamo sempre guardando gli effetti, ci troviamo di fronte a una situazione, rispondiamo o meditando o in modo istintivo, quello che viene chiamato una reazione di pancia, e quando si perde la globalità allora non si riesce a trovare neppure le soluzioni più valide. Diciamo uno slogan potrebbe essere questo: pensare globalmente, agire localmente. E per quanto riguarda l'agire localmente, dopo una riflessione generale sulle cause, che adesso non sto qui a dire, la proposta che ho fatto il 19 di febbraio di quest'anno al termine del ritiro spirituale dei preti e dei diaconi, anche i seminaristi, a Monteberico, ho detto: ogni vicariato, sono 22 i nostri vicariati, cerchi di individuare un appartamento o di proprietà della Chiesa o di un bravo laico fedele, credente o non credente, non è importante questo, che dia con un affitto sostenibile da accogliere 4 o 5, sempre d'accordo con la prefettura, attraverso la mediazione della Caritas, ma il segreto più forte è costituendo un gruppo di volontari. E qui io vedo un aspetto positivo. C'è una espressione che dice così: quando soffia forte il vento, alcuni erigono muri,
altri costruiscono mulini a vento. Secondo me l'aspetto positivo, la ricaduta positiva è che attorno a questi 4 o 5 che vengono accolti si crea un gruppo di persone che entra in dialogo, insegna l'italiano, li aiuta nella cura della salute, li porta a fare delle spese, li porta a inserirsi nel territorio con una fraternità senza invadenza, e questa è una piccola esperienza di mondialità. E data un'urgenza c'è un aspetto positivo. Ecco il mulino, il vento che fa andare i mulini a vento. In questo senso, allora, all'inizio non è così facile, sono partite 4 o 5, alcune erano già in azione. Oggi anche su un quotidiano leggo che ad esempio a Malo hanno costituito qui, sono stato in visita pastorale a Cavazzale, lì anche è interessante perché ho visto che d'accordo con l'amministrazione comunale sono trovati insieme i parroci di 3 parrocchie lì e si sono detti scegliamo questo è il territorio, portiamo a conoscenza la gente, questi sono i volontari. Io vedo che c'è un fermento positivo. Rifiutarli così e dire rimangano lì senza dire in che condizioni rimangono lì, chi fa perché possano avere delle condizioni di vita degne per rimanere lì, e questi sono interrogativi, insomma. Ecco, l'ultima domanda, se posso farle, nell'occasione dell'anniversario, del 70° anniversario della Voce dei Iberici, la parola d'ordine è raccontare il creato, promuovere l'umano. In questo c'è un palese riferimento anche all'enciclica di Papa Francesco, Laudato Si. Ecco, qual è l'importanza in questo momento di questa enciclica e come racconta oggi la realtà in cui viviamo? Ecco, lì secondo me come abbiamo sempre corriamo sempre questo pericolo di vedere le cose come fossero dei dualismi, cioè 2 realtà che si contrastano tra di loro, mentre il segreto secondo me sta nel creare dualità. Il dualismo possibile in questo caso è il creato e l'umano, e quindi l'uomo deve vivere, l'uomo, la donna, la persona umana deve vivere e cercare di sfruttare tutto quello che è possibile attorno a lui e dentro, mentre non è possibile pensare una persona se non collocata in una casa, in un territorio, in un terreno, in una terra, nel senso forte della terra, che vuol dire luogo di tradizioni, luogo dove tu hai calpestato quelle strade, dove tu sei cresciuto, dove hai giocato, dove ti sei formato, dove hai amato, dove hai sofferto, e quindi l'umano e il creato vanno avanti insieme. Potremmo dire quasi che il creato precede l'umano se stiamo al racconto della creazione nella Genesi, perché Dio crea la casa comune per gli uomini con tutte le realtà e poi li pone al vertice come coloro che devono custodirlo, devono servirsi anche perché devono mangiare, devono lavorare, devono crescere, possono anche modificarlo, non lo possono assolutamente distruggere e vivere a prescindere dal creato. Non è possibile, perché questo sarà un boomerang, cioè si rivolta contro e poi non riesce neanche più a vivere, vedi l'inquinamento, vedi l'aria irrespirabile dei nostri giorni. Va bene, grazie. Grazie.